Sindaco, un incontro oggi con i vertici della Protezione Civile, ci sarà presente Cocina, c'è il dottore Cartabellotto, il prefetto. Ecco, cosa ci aspetta? Cosa vi aspettate voi sindaci in trincea che gestite la grande problematica dell'acqua da questo incontro, la vigilia di Ferragosto? Ma ci aspettiamo delle soluzioni concrete. Devo dare atto che le istituzioni si stanno impegnando al massimo per individuare soluzioni praticabili e quello che oggi sta avvenendo è la dimostrazione tangibile che il problema è enorme, va affrontato con l'impegno di tutti ed è quello che sta avvenendo. La richiesta che io andrò a formulare è quella di superare determinate problematiche anche dal punto di vista formale nelle autorizzazioni che i sindaci chiedono per l'attingimento dei pozzi esistenti, perché è una situazione macroscopica che si è venuta a verificare che pozzi non censiti che possono dare acqua immediatamente, l'autorizzazione all'attingimento provvisorio non viene rilasciata dalla Protezione Civile perché la norma attualmente non lo consente. E quindi noi ci ritroviamo nelle situazioni macroscopiche e madornali che abbiamo delle possibili fonti di attingimento di acqua non potabile, ma per uso non umano, ma sicuramente utilizzabile per quanto riguarda i servizi igienico-sanitari, e non possiamo sfruttarle perché le condizioni in cui opera la protezione civile sono condizioni assolutamente rigide che vanno derogate.